Allora, prezzi che schizzano alle stelle, uno dei settori più colpiti è sicuramente quello della chirurgia. Siamo qua a Portoviro dall'azienda Ferrari con Davide Ferrari, che è uno degli amministratori di questa azienda, e voi siete commercianti di questo settore, alluminio, ferro, acciaio, eccetera. Come sta andando? Al momento non nascondo che è un momento particolare, quello che stiamo vivendo, un momento in cui i prezzi non solo del ferro ma di tutte le materie prime stanno andando verso l'alto, con dei picchi che raggiungono delle quotazioni delle volte inspiegabili. In realtà tutto questo nasce un po' da lontano, sostanzialmente in questo nuovo mondo globalizzato. L'Europa ha capito che per certi versi deve comportarsi da Stato autonomo, con una certa autonomia, e non essere più vincolato ai grossi produttori del Far East, quindi non per la Cina e l'India, che sono i più grossi produttori di acciaio mondiale. Ricordiamoci che la Cina produce il 50% dell'acciaio di tutto il mondo e ne consuma altrettanto. Quindi sicuramente una mancanza di materia prima, perché l'Est si sveglia per primo dalla quiescenza creata dal Covid, da questa stasi, ripartono con un rinnovato vigore, e in più gli Stati, l'Europa ma anche gli Stati Uniti, per combattere quelle che potevano essere o comunque sono state i problemi legati alla crisi economica portata dal Covid, aziende ferme, immaginiamo, quindi tragedie con problemi molto, molto pesanti da parte delle aziende, iniettano molta liquidità, lanciano una serie di opere pubbliche, non ultimo appunto il PNRR, ma anche altri piani negli Stati Uniti, insomma, quindi molti soldi, molte opere pubbliche, grande domanda alta, offerta poca, e tutto questo comporta un aumento di prezzo molto molto importante. Ecco, lei fuori onda ci diceva giustamente, con la sindrome del mai nel nostro giardino abbiamo demandato ad altri paesi fino a ieri più esatto, di terzo mondo, esatto, sviluppo eccetera. Fatto sta che adesso strategicamente l'Europa non produce più acciaio, strategicamente l'Europa produce solo acciai speciali, quindi dice io lascio fare agli altri il lavoro sporco, il mercato di nicchia molto più remunerativo, e però ci siamo accorti che in realtà questi signori ci tengono un pochettino con il cappio al collo, quindi quando noi in questo momento abbiamo bisogno di acciaio comune, e loro che lo producono arrivano e fanno il prezzo. C'è da dire che in realtà l'Europa, figlia di pensieri di qualche decennio fa, ha messo in atto delle politiche protezionistiche abbastanza importanti, un po' per, come si dice, far fronte alla Section 232, non so se vi ricordate Trump, quando decise che l'acciaio americano dovrebbe essere solo americano, che quindi non voleva che l'Europa portasse dell'acciaio suo. Gli europei, molto spaventati, dissero beh, ma allora se i cinesi non possono più portare l'acciaio negli Stati Uniti, lo porteranno qui in Europa. E allora abbiamo anche noi innalzato delle barriere protezionistiche, si chiamano clausole di salvaguardia all'Unione Europea, che sono però molto a favore dei produttori, pochi e molto furbi, europei, e poco a favore dei consumatori. Quindi il prezzo si è molto alzato perché la possibilità di importare è stata limitatissima, il paradosso che oggi c'è molto bisogno di acciaio, il prezzo è alto e ci sono navi ferme in porto a Ravenna, Venezia, piene di acciaio cinese o piuttosto che indiano, piuttosto che taiwanese o cose di questo genere, che non possono sdoganare perché sono stati raggiunti i quantitativi, il contingente. Ecco, questo aumento di prezzo e tra l'altro questa difficoltà di approvvigionamento è una bolla speculativa? Cioè, secondo lei potrà risolversi quanto prima, oppure è la tendenza che i prezzi dovranno rimanere così alti o addirittura aumentare? Allora,
quello che arriva dai mercati, soprattutto oggi si dialoga molto con la Turchia per il prezzo del rottame e comunque anche dai mercati asiatici, è che la tendenza al rialzo così forte, così marcata, sembra un attimo essersi spenta. Quindi il prezzo dell'acciaio comune, chiamiamolo, ha subito una lieve flessione in questo ultimo scorcio di anno, e ovviamente c'è il timore come dicevamo prima, del crollo del 2009, non so se vi ricordate, il 2008, Lehman Brothers, mercato molto frizzante, tutto cresceva e poi improvvisamente la crisi dei bond delle case sui subprime, i famosi mutui subprime delle banche americane, e quindi un anno terribile con un 50% di fatturato di quasi tutti. Questo timore secondo me non c'è oggi, anche perché siamo più bravi, abbiamo imparato la lezione, e in più, in coda all'acciaio normale, oggi ci sono altre materie prime che stanno diventando molto importanti. Per esempio oggi l'acciaio inossidabile sta facendo quello che ha fatto l'acciaio normale qualche tempo fa, quindi un rally si chiamano, quindi stanno salendo molto perché nickel, perché molibdeno, un sacco di altri materiali molto particolari che stanno aumentando fortissimamente. La causa non la sappiamo, probabilmente c'è chi dice la famosa rivoluzione green, che è bella, però attenzione, comporta degli... Non discuto la filosofia, che è assolutamente da sposare ed è assolutamente sicura. Quello che posso sicuramente mettere in discussione sono i tempi. A mio avviso abbiamo fatto un'accelerazione troppo brusca, sta succedendo tutto troppo in fretta, quindi con delle difficoltà nell'assestare quelli che sono gli equilibri, i nuovi equilibri su alcune materie prime. Pensiamo al rame, che va a fare tutte queste batterie, o a cobalto. Ci sono tante cose che sono successe troppo in fretta, quindi forse un attimo più di riflessione o dei tempi leggermente più lunghi. Certo è che quello che è emerso anche poi dall'ultimo COP26 è che non c'è più molto tempo, insomma. Però le faccio l'ultima domanda. Il paradosso mi sembra sia che da l'ultima indagine gli stipendi sono fermi a 2 sì. E quindi il potere d'acquisto è di molto diminuito. Per esempio adesso c'è il grande business del 110%, quindi certo, persone che possono... Però in molti si accorgono che un preventivo fatto oggi non vale più quello che era fatto. Quindi non è che possa portare a un collasso di tutto il sistema? Questo? Allora, questa è sempre la mia opinione, però insomma più o meno, insomma, io credo che tutto quello che è successo quest'anno porterà in un 2022 sicuramente una spinta inflazionistica importante. La porterà se gli stipendi riusciranno ad adeguarsi a questa crescita. Ovviamente non è così automatico, nel senso che da qualche giorno fa ho assistito ad una conferenza ed Giacomo Torlizzi, un analista che analizza questi tipi di movimenti, dice: è più facile per gli americani gestire questa nuova ondata inflazionistica perché è desiderata, era desiderata anche dall'Europa. Sì, l'inflazione al 2% è quasi gradita, cioè con una tendenza verso l'alto. Il mio timore è che questo 2% possa essere sforato, perché il ferro è diventato 3 volte più caro, ma con lui anche il legno, anche il cemento, la plastica, un sacco di altre cose. E poi pensiamo che da questo materiale così povero e bistrattato arriva un sacco di cose, voglio dire, le autovetture, milioni di altre cose che uno manco si immagina, voglio dire. Quindi da lì oggi stiamo costruendo i camion che domani andranno sul mercato, li stiamo costruendo con l'acciaio carissimo e quindi arriverà sicuramente con qualcosa di questo genere. Mi diceva questo signor Torlizzi che l'Europa non si può permettere un'inflazione che vada al di sopra il 2%, per motivi suoi, dal punto di vista di debolezza di valuta, cioè non può competere di più nel mercato internazionale con degli stipendi troppo alti. Noi siamo competitivi finché paghiamo poco le persone, e questo è bruttissimo, diciamo.
Vabbè, detto questo, le dicevo che quella era l'ultima domanda. Ottimismo, preoccupazione? Io sono allora lei che moderatamente ottimista, perché comunque immagino che le politiche che non dico il governo, perché ormai dopo non facciamo questioni politiche, ma in ogni caso insomma, l'obiettivo è quello di dare una rinfrescata, una modernizzazione, quindi qualcosa che dovremmo riuscire, sono parecchi soldi da spendere che porteranno sicuramente un po' di movimento in un po' di tutti i settori. Sono spaventato appunto da questa cosa, per cui mi piacerebbe che ad un aumento di questi prezzi ci possa seguire sicuramente l'aumento del potere d'acquisto da parte dei consumatori, è necessario, perché altrimenti in questo momento il gioco non funziona. In questo momento non c'è. Non è in vista. Non è in vista. Probabilmente si arriverà ad una stagione di proteste come e di difficoltà. i vecchi anni 70. Sì, secondo me sì. Non molto ottimista. Secondo me sì, rivendicazioni, qualcosa ci sarà, perché a un certo punto è diventato un po' troppo quello che c'è. È stato sedato da questo periodo di Covid un po' da aiuti, bonus, però a un certo punto i nodi verranno al pettine, quando la gente ricomincerà a pagare le rate del mutuo, cosa che sono state sospese, come tu ben sai, fino a qualcuno fino a giugno, qualcuno addirittura fino a dicembre, cominciano ad esserci meno sul conto corrente. E un po' di nervosismo. Probabilmente un po' di nervosismo arriverà. Questo è. Però insomma, credo che si risolva. Insomma, l'idea è che diventare una cosa strutturale, insomma, ci apprestiamo ad arrivare a uno scalino un po' più alto, quindi una qualità della vita ad un livello leggermente superiore. La ringrazio gentilissimo. Niente, prego.